L'ex sindaco di Racalmuto, Salvatore Petrotto, parte civile al processo Montante, presenta ad Agrigento alla Circolo Empedocleo il suo libro Il sistema Montante. Siamo qua al Circolo Empedocleo di Agrigento a presentare il mio libro, Il sistema montante, perché è necessario in questo momento fare il punto della situazione riguardo a ciò che sta ancora accadendo a Caltanissetta, presso il Tribunale di Caltanissetta, dopo la sentenza col giudizio abbreviato che ha riguardato Antonello Montante, che è stato condannato a 14 anni. Per spionaggio, per associazione a delinquere, corruzione ed altro. Io sono una delle vittime di questo sistema. Quando ero sindaco di Racalmuto hanno sciolto il comune allorquando io denunciai alla Procura della Repubblica di Agrigento la gestione illegale dell'acqua e dei rifiuti, ma non solo, ma poi da blogger ho continuato nella mia azione incessante nel mettere in evidenza le discrasie che ha provocato in Sicilia questo sistema perverso, questo sistema di potere che era un vero e proprio Stato nello Stato, come hanno avuto modo di rivelare i magistrati di Caltanissetta, ai quali va il nostro ringraziamento per aver svelato proprio questo sistema montante. Ecco, oggi siamo qua, ma giorno 23 saremo a Palermo alla libreria Mondadori e poi in giro per la Sicilia, ma andremo anche a Roma a presentarlo proprio perché non vogliamo che una situazione del genere si ripeta in Sicilia, una Sicilia che è sprofondata negli ultimi 10 anni a causa di questi professionisti che si facevano definire dei professionisti dell'antimafia, ma possiamo tranquillamente definirli diciamo, l'espressione di quella mafia dell'antimafia, tant'è che c'è ancora in corso un procedimento per concorso esterno a un'associazione mafiosa che riguarda proprio Antonello Montante, ma non solo, ma assieme a lui chi è stato il suo delfino e successore, anche Giuseppe Catanzaro, è invischiato in un'altra vicenda giudiziaria che riguarda sempre il Montante, ma riguarda anche alcuni esponenti del governo Crocetta, lo stesso Crocetta, e in questo caso si parla di Expo 2015, si parla di una serie di atti corruttivi che riguardano la gestione dell'era Crocetta. Che dire, queste sono occasioni per poter fare il punto, come dicevo poco fa, della situazione, ma non solo, per poter prefigurare uno sviluppo sociale, culturale e civile di questa nostra terra di Sicilia, martoriata da eventi disastrosi, perché dopo la mafia possiamo dire tranquillamente che l'ulteriore disastro è stato la mafia dell'antimafia.